Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Continuiamo la serie di pillole dedicate alla congiuntura del settore agricolo 2019 che abbiamo pubblicato, che Veneto Agricoltura ha pubblicato nei giorni scorsi, il report. Siamo con il dottor Nicola Severini dell'Osservatorio Agroalimentare di Veneto Agricoltura, esperto del comparto, al quale immediatamente chiediamo che ci spieghi un pochettino come è andato il settore vitivinicolo nel 2019, sapendo che è un settore trainante dell'agricoltura regionale veneta. Quindi è importante per quale motivo? È importante perché ormai il vigneto veneto continua a crescere negli anni, praticamente parliamo di un vigneto che potenzialmente potrebbe arrivare oltre 97.000 ettari con una crescita annuale del 3,1%, con una superficie già in produzione, parliamo di 89.288 ettari, anche se in salita del 2,7%, quindi un vigneto che continua a crescere nel corso degli anni, proprio a rimarcare l'esploit di questo settore. Di pari passo abbiamo che anche la produzione di uva è tra le maggiori in Italia, parliamo di quantitativi di 13,2 milioni di quintali nel 2019, produzione che è calata rispetto all'anno boom 2018 per produzione del 19,8%. Parliamo di una produzione di uva che per l'80% è costituita da uva bacca bianca, visto il treno, la locomotrice che è rappresentata da vigneti di Pinot Grigio e Glera per il Prosecco. Di pari passo anche la resa è calata del 21,9%, assestandosi a 147 quintali ad ettaro. Per quanto riguarda la produzione di vino, questa è calata del 20% netti a fronte dei 10,3 milioni di ettari di vino prodotto. Vino che per il 78% è costituito da vino a denominazione, quindi parliamo di vini DOC e DOC G, un altro 18% è rappresentato dai vini IGT. Invece i prezzi che si potevano presumere in salita, invece anche i prezzi sono calati nell'ultimo anno. Il prezzo medio dell'uva veneta è calato nell'ultimo anno dell'8%, con un picco del 10% a Verona, mentre Treviso ha mantenuto di più con un meno 6,2%. Ma quello che è l'eccellenza per il Veneto è l'export di vino. Allora, prima di passare all'export, Sì. Nicola, ti interrompo. Quindi possiamo riepilogare dicendo che il vigneto veneto si estende quasi per 100.000 ettari. Ci sono le due aree principali di Treviso e di Verona, che sono due importantissime realtà a livello proprio mondiale. E ricordo questo perché il 6 di agosto si terrà l'ormai storico appuntamento sulle previsioni vendemmiali, quindi 6 di agosto dalle ore 10 alle 12, quest'anno si terrà sulla piattaforma Zoom a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. Quindi previsioni vendemmiali 2020, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, quindi il nord-est, ma poi anche le altre principali regioni viticole italiane, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia. Andiamo a vedere poi anche la Francia e la Spagna, quindi quella mattina lì avremo una panoramica su come si sta presentando la vendemmia 2020 nei principali paesi dell'Unione Europea. Quindi 6 agosto, ripeto, alle ore 10 sulla piattaforma Zoom. Un settore importantissimo, stavi parlando di export perché sì. Ti anticipo, magari dico subito una cosa, che il Veneto è la quarta potenza mondiale in fatto di export, dopo la Francia, la Spagna, l'Italia intesa complessivamente, ma se estrapoliamo il Veneto diventa la quarta potenza mondiale in fatto di export. Per quale motivo? Per quale motivo? Perché il Veneto l'anno scorso ha fatto segnare esportazioni di vino per 2,31 miliardi di euro, pari al 36% dell'intero quantitativo di vino esportato dall'Italia, quindi un terzo del vino che parte dai porti italiani verso l'estero proviene dal Veneto. Ma senti, quando si parla di export non si può parlare delle difficoltà che sta vivendo il comparto a livello globale in questo momento. Mi riferisco anche alla spada di Damocle dei dazi americani, eccetera. Quindi cos'è che si può dire su questo a tal proposito?
Allora, diciamo che gli ultimi numeri praticamente non fanno presagire problematiche per il comparto dell'esportazione di vino veneto, visto che nel primo trimestre del 2020 il Veneto fa segnare ancora un più 7,4% di crescita dell'esportazione a fronte dei 542 milioni di euro esportati di vino. Però, perché, scusami, ti interrompo ancora, perché questo va chiarito immediatamente. Il 2019 abbiamo visto è stata un'annata importante, il primo trimestre era iniziato bene, però poi cosa è successo? Il coronavirus, la crisi del Covid e quindi... Infatti bisogna capire adesso gli ultimi dati che usciranno per il secondo trimestre del 2020 come realmente il Veneto e l'Italia del vino ha reagito alle ripercussioni dovute alle restrizioni per il Covid. Parliamo di confini statali chiusi, problemi di trasporti, le chiusure della ristorazione, quindi parliamo di hotel, ristoranti e catering. Mentre l'unico nucleo produttivo che ha tenuto nel periodo di Covid è la GDO, in quanto praticamente il popolo pur sempre ha continuato ad acquistare anche tanto mediante i canali internet vino, però per quanto riguarda la ristorazione e l'esportazione sicuramente avremo dei numeri negativi per quanto riguarda il commercio di vino in Italia. In particolare per quanto riguarda il secondo trimestre, e invece si può già avere una proiezione o è ancora prematuro per avere una proiezione sul complessivo del 2020? Sì. Allora, le proiezioni dopo il primo incontro del trittico vitivinicolo del Veneto ci dice praticamente il vigneto è in ottima condizione, anche se in alcune areale si sono avuti problemi di mal dell'esca oppure delle grandinate, però abbiamo una buona produzione, non eccezionale, in quanto alcuni vigneti tipo Pinot, Glera segnano degli ammanchi alla produzione, si prevede del meno 15 fino a meno 25%, mentre le cultivar storiche del Veneto, quindi Rondinella, Corvina e Corvinone, fanno segnare un più 5% o 15%, quindi è un po' variegata la situazione della produzione. Allora, ricordiamo a chi ci sta seguendo che il report sulla congiuntura è reperibile, può essere scaricato dal sito internet di Veneto Agricoltura, dove c'è un capitolo dedicato al settore vitivinicolo, ma soprattutto ricordo ancora l'appuntamento del 6 di agosto sulle previsioni della vendemmia nel nord-est, in Italia, in Francia e Spagna. Piattaforma Zoom online, quindi alle ore 10. Ringraziamo il dottor Nicola Severini dell'Osservatorio Agroalimentare di Veneto Agricoltura e un arrivederci alla prossima pillola di Radio Veneto Agricoltura. Un saluto a tutti.